O Vangelo secondo Marco, capitolo 13. Gesù annuncia distruzione del Tempio. Petramente Gesù asceva in do Tempio, non riceve le sue le ricette. Maestro, guarda la grandezza di questi preti, e vedi quanto è bella tutta questa fravaca. Gesù rispondette a loro dicendo: avrete tutta questa fravaca così grossa? Veneranno giorni che tutte queste non resterà che prete in coppa a prete, perché tutto sarà scarrupato. Quando poi sarà assettato in coppa monte dell'oliva, che stava faccia a chi lo tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea s'accostavano a essa, arrasate tutte le latte e le ricette. Maestro, ma quando succederà tutto quello che tu hai detto? E quale sarà il segnale che tutto questo starà per succedere? Gesù annunzia l'ulure e persecuzioni. Gesù si mettette a dire a loro: abbarate a voi, tenete gli occhi sempre aperti e non ve lasciate ingannare nessuno, perché danno parecchi verranno a nome mio e diceranno: sono io il Messia, e inganneranno parecchia gente. E quando sentirete parlare di guerra, non va paurate, che sta da succedere, ma non sarà ancora la fine. Si leverà nazione contro un'altra nazione, un regno si metterà contro un altro regno. Non ci saranno terremoti in coppa a terra, e non ci saranno pure carestie, ma tutte queste sono principi, tutte sofferenze. Ma voi, abbarate a voi, tenete gli occhi aperti. Prima di tutte queste cose, metteranno in mano un gol a voi, e vi piglieranno e vi strascineranno rinda ai tribunali, rinda ai sinagoghe, per via mia, per dare l'attestazione vostra innanzi a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo essere predicato a tutta la gente. E quando vi piglieranno per vi continuare rinda in mano a loro, non vi paurate per tutte quelle che danno a varrite a ricere, ma ricerite solo quelle che vi sarà ritte, rinda a che loro, perché danno non sarete voi a parlare, sarà messo o Spirito Santo che parlerà a bocca vostra. Tanto un frate consegnerà nato frate lo suo, o fa uccidere, un padre si metterà contro un figlio, e i figli si metteranno contro i padre e mamma, e faranno morire accise. Voi sarete odiati tutta la gente per mezzo del nome mio, ma chi avrà costanza e si mantiene, giusto insino alla fine, sarà salvato. A grande tribolazione a Gerusalemme. Quando vede arrivare lo schianto della disperazione, là, proprio dove non sapesse stare, e chi legge mi capisce, tanto tutti quelli che saranno in la terra della Giudea, è meglio che se ne fuessero in coppa ai monti, e tutti quelli che si trovassero in coppa all'astica, non ce ne essero in la casa per sapere qualcosa, e chi si trovasse in la masseria, non tornasse a rete per sapere una mantiella. Guai a quelli femmine prene, e a quelli che allatteranno i figli loro proprio dentro a chi li urna. Priate pure perché tutte queste cose non vi capitassero nei virne, perché l'afflizione di tutti chi li urna sarà assai rossa, sarà più grossa di tutta quell'afflizione che potesse essere capitata a quando il Signore ha creato il mondo sino a oggi. Dopo a questa non vi sarà nata soccia questa. E sì, o Signore non accorciasse un numero di chi li urna, nessuno di loro si potrebbe salvare. Ma proprio per vie tutte giuste, o Signore accorcerà un numero che gli urna. Tanto, se qualcuno vi dicesse, o vicano, o Cristo sta qua, o avesse a dicere, o Cristo sta là, voi non ne credete, perché spunteranno tanti profeti favazzi e tanti Cristo favazzi. Che pure loro faranno segni e miracoli, che cercheranno di ingannare, se potessero, pure tutto l'uomo che sono stati scipi da Dio. E perché striga a voi, abbarate a voi, tenete sempre l'occhio aperto. Io ve l'ho già voluto avvertire. O ritorno ai figli dell'uomo. Ma subito dopo che l'afflizione che li urna, o sole si scurerà, e la luna perderà tutta la luce sua, e stelle che daranno a cielo, e tutta quella potenza che sta in cielo saranno squangussate. Tanto vedranno i figli dell'uomo venire in coppa in nuvole al cielo, tutta la potenza e la roglia soia così grossa. Issa manderà tutto l'angelo e cucchierà tutti quelli che sono stati scivi da Dio, a rendere tutte e quattro via lo cielo e la terra, a una finitura, a nato lo cielo. La parabola dello figo. Dopo era lo figo imparato per queste parabole, quando eravamo le sue,
si intenerescono e cacciano le prime spuse, voi capite subito che la stagione è avvicina. A così, quando vi arrivate capita tutte queste cose, ricordate che il regno di Dio sta vicino a voi e sta innanzi a portare a casa vostra. Io vi assicuro che non passerà questa genimma prima che tutto questo sarà successo. I cieli e la terra passeranno, tutte parole mie invece non passeranno mai. Quando poi arriverà quel giorno o che l'ora, nessuno può sapere, manca l'angelo che sta in cielo e manca i figli suoi, perché solo il Padre conosce chi lui giorno. A essere scetate. Abbarate a voi, non dormite, perché non sapete quando sarà quel momento. E come uno che è partito per un viaggio, dopo che ha lasciato a casa sua e ha messo potere in mano tutte le serve sue, a ognuno ha assegnato quello che aveva fa e ha comandato guardaporte e fa una buona guardia. State scetate, perché non sapete quando il padrone da casa tornerà da volta. Se chi si tornerà, a sera o a mezzanotte, o quando canto alle, o in la mattinata. Se avesse arrivato intrasato, non vi facete mai trovare che state dormendo. Quello che sto dicendo a voi, dico per tutta la gente, mantenetevi sempre scetate.